tantissimo. Lui rappresenta tutto ciò che di più bello c'è stato e c'è ancora negli anni 60, 70 e 80, tutto quello che è stato il rock nel mondo. Beve soltanto birra e gli è costato poi. E quanto gli costò? Aver guidato. La verità è che sono tutti pazzi di lui, tranne la prefettura. Al basso, Massimo Canu! Alla batteria, lui è la spina dorsale di questa band. È il sistema nervoso centrale di questa band. È un batterista straordinario, un musicista che va al di là di ogni normale immaginazione. Suonare con lui significa diventare un musicista migliore. Questo ve lo dico io e ve lo testimonio io. Al di là di questo, lui è una delle persone più reali, che io abbia mai conosciuto. È puro, è vero. Alla batteria Marco Carau. Come vi abbiamo accennato a inizio spettacolo, manca il quarto d'azienda che all'alba dei suoi 60, quanti anni ha Massimo? 66, 67? Se mi sente. È a casa con l'influenza. Quando un musicista non viene a fare il concerto, vuol dire che non riesce proprio a muoversi dalla camera da letto. Da noi a tutti i nostri pensieri positivi, stasera è venuto a raggiungerci un amico, più che un amico, perché io quando ero piccolo sono andato a lezione di chitarra da lui e devo dire che mi ha portato buono, è legato personalmente a tutti noi, è un chitarrista straordinario, uno dei più grandi bluesman che abbiamo in Italia, Gianluca Gadau! Alle tastiere, lui suona le tastiere, il pianoforte, i bonghi, la darbuca, gli archi, le sequenze, suona, produce, arrangia, scrive canzoni, le arrangia con noi, fa tutto lui, cazzo. Non ti allargare, Miss. Troppo, Notate una certa somiglianza? Io no.